Un lavoro per la comunità anche in occasione delle Olimpiadi, lo ha detto il commissario dell'Ulsuno Dolomiti Giuseppe Dalben alla presentazione dei mezzi di soccorso speciali acquistati per i giochi ma che resteranno a disposizione in parte all'azienda sanitaria bellunese, altri destinati ai SUEM del Veneto. È un investimento importante, 1,5 milioni il costo dell'acquisto appunto di questi mezzi. Ricordiamo che sono 7 ambulanze attrezzate ad automedica, 5 quad, un furgone per le maxi emergenze e un pick-up, quindi un numero importante di mezzi che naturalmente serviranno durante il periodo olimpico ma che sono stati acquisiti per poi essere portati nel territorio del Veneto. Taglio del nastro dopo una breve cerimonia ospitata nella sala di rappresentanza della prefettura con le autorità in prima fila e numerosi rappresentanti del personale sanitario bellunese e veneto. Un investimento sul personale e sull'organizzazione che sarà poi la legacy che lasciamo, quindi personale che già lavora nel sistema dell'emergenza, che oggi viene chiamato da tutta la regione a lavorare assieme ai colleghi delle altre aziende, quindi costruiamo questo nuovo rapporto e anche insegniamo procedure nuove per eventi di grandi dimensioni che poi serviranno sicuramente anche in futuro. Oggi, ha detto il presidente della regione Alberto Stefani, insegniamo a tutti cos'è la sussidiarietà orizzontale. Direi che oggi è stata rappresentata in maniera molto importante la capacità di fare sinergia tra enti, associazioni, realtà del territorio e per le Olimpiadi, ma soprattutto per il post Olimpiadi, questa grande forza è un grande investimento per il nostro Veneto. Un'eredità olimpica che non è solo turistica perché ha a che fare con i servizi, la sanità e il sociale. La nostra sfida sarà vincere non solo quella delle Olimpiadi, ma soprattutto la sfida successiva, l'ho definita una maratona che poi durerà proprio per sua definizione nel corso dei prossimi anni. Soddisfazione e applauso è arrivato dalla conferenza dei sindaci dell'Ulsuno con la neopresidente Viviana Fusaro che ha elogiato il commissario Dalben, il cui mandato scadrà a fine Olimpiadi. Noi lavoreremo molto al fine di poter avere una situazione che ci dia le stesse opportunità che abbiamo ora, insomma, quindi è nostro compito anche come conferenza impegnarci. Io oserei dire, senza spingermi anche oltre, magari per un'eventuale riconferma, chiaramente,